Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di oggi, lunedì 7 luglio 2025. La nostra copertina oggi è dedicata alla prima domenica delle festività di San Calogero, che ha visto migliaia di fedeli assistere all'uscita del Santo Nero dal santuario, il servizio di Margherita Trupiano. C'era come ogni anno tutto il popolo di San Calogero che in una edizione riveduta perché le funzioni religiose sono state spostate nella vicina Basilica dell'Immacolata a causa della indisponibilità per lavori in corso del santuario, ha ancora una volta tributato il suo rapporto speciale con quello che è il copatrono della città insieme a San Gerlando. Copatrono, sottolineiamo, non già patrono, come l'ennesima improvvisata imprecisione che in tanti hanno letto e lamentato per quanto pubblicato sul sito della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura. Una settimana di festeggiamenti che quel popolo di San Calogero vive con una presenza che innanzitutto ha un rapporto speciale con il suo santo, simboleggiato dall'offerta del pane da benedire e distribuire come ex voto, un modo per diffonderne il culto e adempiere a promesse. Ma stamane, che aveva ordinato il profumato pane con i semi di finocchio e voleva portarlo in chiesa per la benedizione, ha avuto l'amara sorpresa di trovare le porte chiuse sia al santuario che all'Immacolata. Tanti hanno dovuto fare un deluso dietrofront in attesa di tempi migliori. Per il resto tutto è andato come di consueto, con baci e abbracci dei fedeli sostenuti dai portatori, con il contorno di festanti tamburi, campanelli e il grido costante «Chiamamo a Cunaiuta e viva San Calò!». E San Calogero, come sempre, è culto, è fede, ma è anche il carattere della gente, l'anima impetuosa e passionale del popolo agrigentino per il quale è il santo, il complice, colui che tutto vede e che richiama al suo cospetto. È quell'amico buono, pronto a perdonare e soddisfare bisogni e preghiere, a sorridere e dare sostegno, e per una settimana anche a farsi sbaciucchiare e scuotere sotto il cocente sole del luglio agrigentino. E due le persone morte e altre quattro rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato questa mattina lungo la strada statale 410, direzione Naro-Canicattì, alle porte dell'abitato narese. A scontrarsi sono state due auto, una delle quali è ribaltata, come stiamo vedendo dalle immagini di Video Sicilia Web. A perdere la vita è stato un concittadino di nazionalità rumena, residente a Canicattì, che sarebbe morto sul colpo dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Poco più tardi è deceduta una seconda persona, a comunicarlo è stato proprio l'ANAS. Altre tre persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, anche quelli di Licata, le ambulanze del 118 per soccorrere i feriti, anche l'elisoccorso per trasportare un uomo all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Momentaneamente comunica l'ANAS che la strada statale 410 in direzione Naro è chiusa. 9 persone sono state iscritte sul registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento per il crollo del muro della nascente sede universitaria di Via Atenea e della vicina strada. Ad occuparsi dell'attività investigativa sono stati i carabinieri della stazione di Agrigento. Le informazioni di garanzia agli interessati sono ancora in corso di notifica. Si tratta per lo più di un atto dovuto e si va verso una consulenza in contraddittorio anche per permettere loro di nominare i consulenti di parte, esercitare il diritto di difesa e partecipare a eventuali esami e sopralluoghi tecnici. È stata data un'accelerata all'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Annalisa Failla dopo la denuncia di 3 cittadini residenti in via Salita Madonna degli Angeli e vicolo ospedale dei Cavalieri di Malta, esasperati per i disagi che inevitabilmente si trovano a dover fare i conti per i tempi lunghi di attesa della messa in sicurezza dell'area interessata e del ripristino dei luoghi. Adesso occorre far luce sulle cause del cedimento,
che solo per una circostanza legata all'allerta meteo arancione di quel giorno, con i lavori che si erano fermati, non si è trasformata in una vera e propria tragedia. Al momento la combinazione di interventi edilizi recenti e la fragilità strutturale del sito appare la spiegazione più accreditata per il crollo. L'intervento tempestivo e audace da parte del comandante dei vigili urbani di Raffadali e il commissario capo Salvatore Cuffaro e dell'appuntato scelto dei carabinieri della sezione di Raffadali Antonio Failla ha scongiurato una vera e propria tragedia che si stava consumando ieri a Raffadali, quando un uomo ha minacciato di lanciarsi dal secondo piano di una palazzina. Il comandante dei vigili e il militare sono riusciti a far desistere il soggetto a non commettere l'insano gesto, mettendo a rischio la propria incolumità ed evitando il peggio. Plaudo al militare dell'Arma dei Carabinieri Antonio Failla e al comandante dei Vigili Urbani Salvatore Cuffaro, quando ha dichiarato il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro, ma anche alle forze dell'ordine in generale che ogni giorno, senza troppe pretese, rischiano la vita per il bene comune e la salvaguardia della comunità. In queste situazioni, continua il sindaco Cuffaro, non si è mai preparati, si interviene perché spinti dal senso di umanità, oltre che dall'istinto. Sono azioni che non si possono insegnare, ma sono solo dettate da un forte senso del dovere morale e civile. E sempre a Raffadali un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri all'ingresso del paese. Una ragazza al volante di una Fiat Punto, per motivi ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo che si è completamente ribaltato, come stiamo vedendo da queste foto. Lanciato l'allarme sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito la donna con un'ambulanza all'ospedale di Agrigento. La conducente avrebbe riportato traumi sparsi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine si stanno occupando dei rilievi utili a ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. In data 2 luglio, in tarda mattinata, i militari del GICO della Guardia di Finanza di Caltanissetta, sul locale della DDA, hanno compiuto alcune attività di ricerca, acquisizione documentale della sede di Palermo. Nel corso dell'attività della DDA Nissena è stato finalmente possibile ritrovare i brogliacci di alcune intercettazioni effettuate negli anni 90 circa le infiltrazioni di Cosa Nostra nel settore imprenditoriale, in particolare nelle aziende già appartenute al gruppo Ferruzzi. Ce ne parlano meglio i colleghi di Trapani. 12 ore di fila, sino a tarda sera. Nelle scorse ore Gioacchino Natoli, accusato di favoreggiamento aggravato alla mafia e calunnia, è stato sentito dai magistrati di Caltanissetta dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati per gli scenari scaturiti dopo l'archiviazione dell'indagine mafia appalti, un grande faldone del ROS di Palermo in cui sono emersi legami tra imprenditori palermitani come Antonio Buscemi e Cosa Nostra. Natoli è stato ascoltato all'indomani del ritrovamento nella sede della Procura di Palermo dopo ben 30 anni da parte dei militari del GICO, della Guardia di Finanza su delega della DDA Nissena, di brogliacci e di intercettazioni effettuate negli anni 90 circa le infiltrazioni di Cosa Nostra nel settore imprenditoriale, in particolare nelle aziende già appartenenti al gruppo Ferruzzi. Le bobine erano già state trovate mesi fa negli archivi della procura palermitana, ora sono venuti fuori anche i brogliacci. L'ex PM di Palermo ha deciso di rispondere a tutte le domande dei magistrati nisseni. La procura di Caltanissetta gli contesta di aver insabbiato l'indagine che riguardava un filone della cosiddetta inchiesta mafia appalti per favorire esponenti mafiosi come l'imprenditore palermitano Buscemi. Subito dopo l'iscrizione nel registro degli indagati insieme al collega Giuseppe Pignatone, Natoli si era avvalso della facoltà di non rispondere. Dopo mesi dalla prima audizione, il magistrato, oramai in pensione, difeso dagli avvocati Fabrizio Biondo, Ettore Zanoni e Ninni Reina, ha chiarito la sua posizione in merito alla richiesta di distruzione delle bobine proprio su mafia appalti,
che sono stati poi effettivamente rinvenuti dalla finanza e che sono stati anche riascoltati. I brogliacci sono stati rinvenuti in 4 buste di colore giallo ancora recanti i timbri della Guardia di Finanza e apposti nel 1992, ricoperti di polvere e lasciati a terra in archivi da tempo non utilizzati. Il rinvenimento è stato ottenuto al termine di ricerche durate più di 2 anni e che hanno comportato la consultazione di più di 2000 faldoni con centinaia di migliaia di pagine di documenti. Il contenuto dei brogliacci è attualmente al vaglio delle autorità inquirenti, con il ritrovamento dei suddetti brogliacci negli scantinati della Procura di Palermo. I militari del GICO dovranno verificare se c'è attinenza con gli ascolti delle bobine della stessa indagine, i nastri. Secondo un vecchio documento firmato dall'ex PM di Palermo Natoli, dovevano essere distrutti. La distruzione, secondo un accertamento tecnico calligrafico, sarebbe stata aggiunta a penna dall'aggiunto Pignatone. Quelle intercettazioni però non sono mai state distrutte e sono state ritrovate. Si tratta dei nastri delle intercettazioni che furono disposte dalla Procura di Palermo sul connubio tra imprenditori siciliani insediati a Massa Carrara ed esponenti di Cosa Nostra. I militari dovranno dunque accertare se il lavoro svolto dalla Procura di Palermo all'inizio degli anni 90 sia stato coerente con i provvedimenti giudiziari adottati poco prima della strage di Via D'Amelio, in cui fu ucciso il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. Era il 19 luglio. Al via oggi le iniziative dedicate alla manifestazione Sicilia in Bolle. Stamani presso il locale Insolia il concorso Mixology Contest Premio Memorial Marisa Leo, che ha visto alle prese il bartender con le bollicine siciliane, un omaggio alla creatività e al talento. Noi abbiamo seguito l'evento con delle interviste. Un evento oggi che precede Sicilia in Bolle, si tratta di un premio, di un evento mixology, ma ce ne parli meglio? Sì, abbiamo anticipato al primo lunedì della settimana di Sicilia in Bolle il Mixology Contest Fuori le Bolle Premio Memorial Marisa Leo. Insieme ai nostri sponsor Colomba Bianca, Amaro Amara e Corona siamo qui da Insolia ad Agrigento proprio per cominciare Sicilia in Bolle con l'evento, diciamo, che racconta meglio le bollicine siciliane, che è quello della mixology, il modo in cui lo spumante si sposa con altri ingredienti per diventare il protagonista dell'estate soprattutto quella al mare. Sono 9 concorrenti che stamattina si sfideranno e che ci racconteranno la loro visione delle bollicine siciliane nella mixology. Siamo in collaborazione con Abi Professional e il suo diciamo, rappresentante regionale, e da oggi comincia ufficialmente la settimana di Sicilia in Bolle. Sicilia in Bolle vi aspetta dal 12 al 14 luglio tra la Valle dei Templi e la Scala dei Turchi, come al solito, con un programma ricchissimo. Cominceremo sabato con un talk dedicato alle leggende che girano intorno ai vini di Grillo e Nero d'Avola, per poi proseguire in una degustazione con le stessi vitigni in bollicina, ma a sorpresa 2 calici saranno in incognito e scopriremo sul momento perché. La domenica invece avremo una bellissima masterclass sui maestri delle bolle, che vanno da Cugini del Tralpe, quindi lo champagne, ai grandi nomi del nord Italia e insieme a grandi nomi della Sicilia che hanno fatto la storia della bollicina perché pionieri in questa materia. Il lunedì ricchissimo il panel del concorso Alberto Gino Grillo, che vedrà premiate in diverse categorie le bollicine migliori della Sicilia, e poi un convegno grazie al nostro partner IRVO, l'Istituto Regionale Vite e Oli di Sicilia, che ci farà degustare 6 etichette sperimentali da diverse uve che stiamo studiando per appunto approfondire meglio questo che è la bollicina siciliana, la spumantistica. E poi ovviamente la serata conclusiva, che sarà appunto dalle 18:30 al Madison, dove ci saranno
circa 80 cantine in degustazione tra italiane e siciliane, dove si potranno degustare le migliori bollicine che al momento si producono. Un'altra masterclass è sempre in programma il lunedì mattina sugli spumanti da uve autoctone, non solo siciliane, quindi c'è tanto da scoprire, tanto da vedere, tanto da conoscere e speriamo di avervi tutti con noi a Sicilia in Bolle. Oggi parliamo di questo evento importante che apre le porte alla settimana dedicata a Sicilia in Bolle con la vostra partecipazione. Abbiamo il piacere e l'onore di essere in supporto dell'AIS, l'associazione organizzatrice di Sicilia in Bolle, per questo importante contest che vede confrontarsi diversi barman anche provenienti da fuori Agrigento, per valorizzare i prodotti siciliani e le bollicine siciliane. Abbiamo il piacere di ospitare anche barman da Catania, tutto sta nel vedere le varie eccellenze sia di prodotti che di persone confrontarsi in un sano contest come Mixology Contest Fuori le Bolle. Metteremo tutta la nostra esperienza a supporto di tale evento, visto che è la materia che principalmente ci riguarda e che vinca il migliore. Chiunque sarà, gli altri non saranno di meno. E continuano le iniziative organizzate dall'Associazione Cometa a Racalmuto per la giornata del rifugiato, accogliendo l'invito della locale Proloco Vanedda in festa presso il borgo di Galpeta. Abbelliamo il nostro cortile. Noi eravamo sul posto. Associazione Cometa per la giornata del rifugiato, dopo Santa Elisabetta, questa sera un appuntamento qui a Piccolo San Giuseppe a Racalmuto. Sì. Tante le iniziative che state effettuando. Sì, sicuramente l'associazione dà il suo contributo per quanto riguarda le attività che animano il paese di Racalmuto, così come altri paesi. Oggi siamo qui presenti in un'azione di rivitalizzazione del centro urbano, dei vicoli, di questa magnifica città della ragione che sempre ci ha accompagnato nelle nostre attività. Siamo con i nostri ospiti che anche loro hanno dato il contributo e speriamo che questo aiuti un attimino a mitigare quelli che sono i tristi pensieri che in questo periodo ci accompagnano sicuramente. Il vostro lavoro importante sul territorio, come lo svolgete solitamente? Ma l'attività oramai è consolidata, il territorio agrigentino è un territorio che geograficamente è sempre stato al centro di flussi di persone e di cose, e in questo momento l'attenzione è sempre alta e sempre massima. È chiaro che ci fa paura tutto quello che succede, tutto quello che sono adesso per esempio i migranti anche climatici, persone che davvero scappano da situazioni terribili alle quali anche noi siamo come dire, costretti ad assistere. E facciamo questo nella convinzione di fare un'opera sicuramente meritoria e completa. È un lavoro difficile, particolare, perché bisogna inserire queste persone che vengono da fuori nel tessuto sociale agrigentino. È chiaro che questo è l'obiettivo poi finale, l'integrazione passa attraverso un periodo di accoglienza per emancipare poi le persone che saranno gli abitanti del nostro pianeta. Devo dire anzi che molti dei borghi dell'Agrigentino hanno trovato in ospiti del sistema SAI poi degli abitanti, dei residenti, dei lavoratori che danno il loro contributo e che lavorano in maniera onesta, civile, integrati in maniera perfetta con la popolazione che li ha accolti senza barriere, davvero aprendo le braccia e il cuore. Ecco, c'è una particolare richiesta, in particolare nel mondo del lavoro. Ma questo non lo diciamo, cioè lo dicono i numeri, lo dice l'Istat, lo dice la demografia, lo dice l'economia, e l'altro ieri il decreto flussi nuovo che apre a 500.000 altre persone. Ecco, magari sfruttare anche in maniera adeguata quelle che sono le azioni positive che comunque il governo italiano fa e ha fatto negli anni per l'accoglienza, per rendere queste persone che vengono, scappano, ma poi alla fine sono sane, sono delle persone che possono tranquillamente dare il loro contributo e ringraziare il paese che li ospita, attraverso il lavoro, attraverso l'essere organizzato in un percorso sociale. La vostra è un'associazione che ha anche personale qualificato per svolgerlo, no? È normale che
ciascuno deve fare il proprio lavoro, lo deve fare in maniera professionale e solamente così ci può essere il raggiungimento degli obiettivi finali che ci si prefigge. È necessaria una struttura, è necessario un comportamento e allora la performance sicuramente viene poi fuori. Annalisa Tornambè dell'associazione Cometa, oggi seconda edizione qui a Racalmuto dedicata all'accoglienza, alla giornata dell'immigrato nel piccolo San Giuseppe che i collaboratori hanno ben gestito. Abbiamo avuto il piacere anche quest'anno per la seconda edizione dell'evento, grazie all'invito della Proloco del Comune di Racalmuto, di abbellire un vicolo che abbiamo abbellito con i ragazzi con dei manufatti artigianali fatti con materiale di riciclo, e per noi è stata davvero una bellissima iniziativa, è un'occasione di integrazione vera nel paese dove vivono i ragazzi per il periodo di accoglienza. Come si svolgerà la serata? La serata si svolgerà all'interno dei vicoli del paese, del centro storico di Racalmuto. Vi sono delle manifestazioni di musica, festa, degustazioni. I nostri ragazzi gestiranno l'angolo riservato a loro e trascorreremo una serata in festa all'insegna dell'integrazione. Il vostro lavoro impegnativo sul territorio? Il nostro lavoro è impegnativo, sì, ma anche un lavoro ricco di soddisfazioni, perché permette ai ragazzi, giovanissimi ragazzi, di insediarsi in un territorio accogliente e sempre disponibile. Tra le tante iniziative è previsto anche un momento di approfondimento e di seminario di studio che farete successivamente. Lunedì e martedì dedicheremo queste 2 giornate alla formazione affinché il team di lavoro sia sempre impegnato e attivo sulle problematiche nascenti nel campo dell'immigrazione. Abbiamo adottato questa strada e abbiamo realizzato i vasi e i piatti per renderla più bella. Quanto tempo avete impiegato? Un giorno. Come ti trovi qua a Racalmuto? Molto bella. Tu? Come lo sai? Raccontaci piano piano la tua esperienza qui a Racalmuto. Io saldatore. Saldatore? Sì, lavoro di saldatore. Sei richiesto allora? Sì. Oggettivamente Racalmuto è un paese dell'accoglienza e della solidarietà. Per quello che riguarda l'amministrazione comunale, già in passato le precedenti amministrazioni hanno fatto delle convenzioni e quindi c'è questa comunità che per la verità è ben inserita nella nostra comunità, abbiamo un buon rapporto e noi vogliamo sostenerla. Quello che però dobbiamo dire con molta chiarezza è che ci auguriamo che anche altre comunità, seguendo l'esempio di Cometa, che è una struttura che oggettivamente tiene anche alla serenità e all'accoglienza di tutti i ragazzi, dicevo, speriamo che anche le altre comunità possano seguirne l'esempio, perché noi siamo il paese dell'accoglienza ma abbiamo bisogno però di serenità, e in questi ultimi giorni e settimane per la verità ci sono stati episodi poco gradevoli. E quindi sotto questo punto di vista noi speriamo e ci auguriamo che ci possa essere un maggior controllo interno ed anche esterno, perché Racalmuto e i racalmutesi, lo dicevo, sono disposti ad accogliere e sono disposti a dare integrazione, però nel rispetto delle norme, delle leggi, dell'ordine pubblico e della serenità di tutti noi. Comunque sono dei ragazzi ben inseriti nel tessuto sociale di Racalmuto, alcuni di loro addirittura lavorano e prestano la loro opera. Assolutamente sì, infatti dicevo questo, i ragazzi della cooperativa Cometa oggettivamente sono esempio di integrazione e di serenità, però speriamo che questo si possa però propagare anche per le altre comunità, perché qualche piccola preoccupazione ultimamente ce l'hanno data. Alla luce di quello che sta emergendo dall'indagine che coinvolge il presidente dell'AS Gaetano Calvagno e l'assessore al turismo Elvira Amata, chiediamo al presidente della regione Renato Schifani di valutare con la massima attenzione l'opportunità di assegnare la delega dell'assessorato al turismo a un esponente che non sia di Fratelli d'Italia. Questo quando afferma in una nota stampa il parlamentare capogruppo del PD all'AS Michele Catanzaro.
Da Cannes a Sisili fino alle vicende più recenti, aggiunge Catanzaro, se si vuole dare un segnale di discontinuità rispetto alla corrente turistica di Fratelli d'Italia, partito che in tutte le regioni nelle quali il centrodestra governa occupa la poltrona dell'assessorato al turismo nel rispetto del lavoro della magistratura, ci sono valutazioni politiche che non possono essere ignorate da chi rappresenta la massima carica istituzionale in Sicilia. E sul caso dell'assessore al turismo Elvira Amato sentiamo l'approfondimento dei colleghi di Trapani, il servizio. Non ho mai chiesto le dimissioni di Elvira Amata, né queste sono all'ordine del giorno sull'intera vicenda. Continuo a mantenere il doveroso riserbo istituzionale, poiché rispettoso nei confronti della magistratura, ma anche dei colleghi che ricoprono autorevoli ruoli istituzionali. Ad affermarlo è il presidente della regione Renato Schifani dopo la bufera che ha travolto l'Ars con l'inchiesta per corruzione della procura di Palermo, in cui tra gli altri sono indagati proprio l'assessore al turismo Amata e il presidente Gaetano Galvagno, entrambi di Fratelli d'Italia. Le opposizioni però non ci stanno, sia il PD che il Movimento 5 Stelle chiedono di cambiare decisamente rotta. Alla luce di quello che sta emergendo dall'indagine che coinvolge il presidente dell'Ars e l'assessore Amata, chiediamo al presidente della regione di valutare con la massima attenzione l'opportunità di assegnare la delega dell'assessorato al turismo ad un esponente che non sia di Fratelli d'Italia, afferma Michele Catanzaro, capogruppo del PD all'Assemblea, e aggiunge: da Cannes a Sisili fino alle vicende più recenti, se si vuole dare un segnale di discontinuità rispetto alla corrente turistica di Fratelli d'Italia, partito che in tutte le regioni nelle quali il centrodestra governa occupa la poltrona dell'assessorato al turismo, nel rispetto del lavoro della magistratura ci sono valutazioni politiche che non possono essere ignorate da chi rappresenta la massima carica istituzionale in Sicilia. Ancora più duro invece Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle: ora basta, la misura è abbondantemente colma. La Sicilia non merita di essere governata in settori nevralgici come il turismo da Fratelli d'Italia, che in questo ambito ha dimostrato di saper fare solo sfracelli. Quanto trapela in questi giorni dalle pesantissime intercettazioni veicolate dalla stampa non fa che peggiorare un quadro già ampiamente disastroso. Schifani non può più temporeggiare, rimuova l'assessore Amata e sottragga l'assessorato una volta per tutte a Fratelli d'Italia, o sarà l'Ars a pronunciarsi. Già pronta la mozione di censura contro l'assessore, per la quale chiederemo a tutte le forze di opposizione di offrire il proprio contributo per una definitiva risoluzione di questa triste pagina di mala politica siciliana. E aggiunge ancora: in caso di votazione a Sala d'Ercole vorremmo proprio vedere se la maggioranza avrà il coraggio di salvare, per mero calcolo politico, un assessore il cui comportamento, secondo quanto emerge, non sembrerebbe essere stato sempre sintonizzato sul bene collettivo. Le opache manovre che sembrano trasparire dalle intercettazioni, unitamente al mancato finanziamento della serie su Biagio Conte, non sono che le ultime gocce che hanno fatto traboccare un vaso già colmo da tempo, che da anni ci ha portato a chiedere la convocazione di un'aula dedicata a questo argomento e a Schifani di togliere l'assessorato al turismo dalle mani di Fratelli d'Italia, che in questo fondamentale ramo dell'amministrazione regionale ha fatto una sorta di feudo. I patrioti, si fa per dire, lo monopolizzano da 2 legislature, con ben 4 assessori che si sono alternati e sempre con pessimi risultati. È ora di dire basta. Fossilizzazioni di questo tipo sono pericolosissime, sono nemiche della trasparenza e alla lunga producono pericolose incrostazioni burocratiche e clientelari, come quelle che le notizie di questi giorni sembrano evidenziare. Schifani si muova, non ha più scuse. Linea alla regia per la pubblicità. E in base alla classifica del quotidiano economico Il Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci e governatori, Roberto Lagalla risulta ultimo, Renato Schifani sesto e il sindaco di Agrigento Miccichè al 35° posto, il secondo in Sicilia. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo.
Migliora il gradimento dei siciliani per il presidente della regione Renato Schifani e quanto emerge dalle Governance Poll 2025, la rilevazione annuale svolta da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Schifani sale dall'8° posto del 2024 al 6° di quest'anno con un consenso del 56,5%. Il presidente della regione siciliana ha migliorato il dato di 14,4 punti percentuali rispetto al giorno delle elezioni, il 13 ottobre del 2022, ed è in testa nella graduatoria dei governatori in relazione a questo incremento. Il Governance Poll è una rilevazione che misura la disponibilità a rivotare sindaci e presidente delle regioni in carica, un sondaggio dunque che ne misura il gradimento. L'autorevole classifica del Sole 24 Ore sui governatori italiani mi colloca al primo posto per crescita del consenso tra i presidenti dal giorno delle elezioni, più 14,4%, al 6° posto per gradimento, più 2 posizioni. Fa piacere trovare una corrispondenza nell'opinione dei cittadini siciliani all'impegno profuso, consapevole del fatto che ci siano ancora molti problemi da risolvere. Continuerà a lavorare senza risparmiarmi per la Sicilia e i siciliani. Così su Facebook il presidente della regione siciliana Renato Schifani. La stessa gioia non può essere tale per Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, che non si schioda dall'ultimo posto in classifica. Così come anche lo scorso anno, il primo cittadino di Palermo è il sindaco meno gradito d'Italia. Dal giorno della sua elezione a giugno del 2022, quando aveva incassato il 47,6% delle preferenze, la sua è stata una discesa continua che oggi si attesta al 39% con un calo dell'8,6%. A tenergli buona compagnia dalla penultima posizione il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida con un consenso del 40% in calo del 2,5%. Straordinario inizio della stagione 2025 del Teatro dell'Efebo. Le baccanti di Daniele Salvo hanno incantato il pubblico presente. Una prova generale per la trasferta a Cipro, ove rappresenterà l'Italia all'International Festival Greek Drama. A inizio serata è stato inoltre ufficializzato il patrocinio gratuito della stagione 2025 da parte della Commissione europea. Il prossimo appuntamento è per il 12 luglio con Elena di Euripide dalla regia di Nicasio Anselmo. Il servizio. Un bel esordio, tanti applausi con le baccanti del primo appuntamento del Teatro dell'Efebo, Presidente. Sì, è stato una tragedia bellissima, una bellissima serata, il teatro era pieno, diciamo che abbiamo iniziato il cartellone alla grande, quindi il Teatro dell'Efebo si candida per fare belle cose, per fare una stagione di alto livello e per cercare assieme al Giardino Botanico di portare quella cultura e quell'arte che ci voleva in aggiunta a tutto quello che abbiamo. Quindi è un grande inizio che vuole significare anche che Agrigento c'è, che Agrigento è arte, che Agrigento è cultura, che Agrigento è bellezza, contrariamente a quello che alcuni vogliono far credere. Quindi siamo soddisfatti dell'evento e speriamo veramente di continuare su questa scia per portare alto il nome di Agrigento e di tutta la provincia. Oggi la prima delle baccanti apre una lunga serie di spettacoli del Teatro dell'Efebo, tra l'altro una tragedia greca particolarmente apprezzata dal pubblico. Sì, il primo spettacolo che rappresentiamo è una tragedia, è stata ovviamente impegnativa nella interpretazione, ma sicuramente il pubblico agrigentino apprezza sempre di più, visto che il teatro è pieno, e quindi siamo convinti che oltre agli agrigentini anche i turisti sapranno gradire questo tipo di offerta. Un impegno che lei ha voluto in maniera fattiva, insomma, il secondo anno. Senza di lei forse non si sarebbe realizzato. Io non penso che nessuno è indispensabile, però ci proveremo, siamo convinti che il teatro classico ad Agrigento ci debba essere, perché è una risorsa di turismo degli eventi, perché ha portato benessere a Siracusa e a Taormina e penso che lo possa portare anche qua. Non ci basta un giorno e mezzo di permanenza dei nostri turisti che vedono solo la valle, devono venire anche a teatro, in questo teatro unico e esclusivo con questa scenografia straordinaria. Diciamo che sono due le fasi dell'Efebo, una teatro classico e poi ci saranno anche gli spettacoli più leggeri.
Il teatro classico ho sempre detto che è il must del nostro teatro, perché in questa scenografia il teatro classico ci sta benissimo, ma è chiaro che abbiamo aperto a ogni prospettiva di spettacolo, sia musicale che anche teatrale. Quest'anno faremo una cosa straordinaria: dopo che 18 anni è stato fermo, riprenderà la settimana pirandelliana, e quindi qui a fine agosto, dal Ferragosto in poi, ci saranno anche questo tipo di spettacoli. Poi avremo anche altri spettacoli musicali, altri spettacoli teatrali fino al 20 settembre. Probabilmente rilanceremo un altro abbonamento per i 5 spettacoli restanti del teatro classico, in modo tale che gli agrigentini possano fruire di questi spettacoli anche a costi più bassi. Prefetto, una battuta: come le è sembrato lo spettacolo, il primo della serie qui al Teatro dell'Efebo? Lo spettacolo sicuramente di grandi professionisti, un'ottima compagnia, senza nessuna defiance, mi ha veramente molto impressionato, e soprattutto la location. Non poteva che esserci una simbiosi così stretta tra compagnia teatrale e il luogo e il sito teatrale. Quindi si apre questa stagione da parte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, e quindi con i buoni auspici. Quindi questo sta anche così a dimostrare quanto impegno ci sia stato nell'organizzazione di questo cartellone di eventi che è abbastanza ricco e nutrito. Quindi mi auguro che, come questa sera, il teatro sia stato così pieno anche nei giorni a seguire. La cittadinanza e anche chi viene dalla provincia possa essere presente e dare il proprio contributo a sostenere questo cartellone e queste manifestazioni, che sicuramente danno molto lustro al nostro territorio. Passaggio di consegne al Rotary Club di Agrigento. Alfonso Lozzito lascia il testimone a Filippo Napoli. Anche il Lions Club di Licata vede come nuovo presidente Dario Gaglio, attuale sindaco di Camastra, che subentra a Lavinia Cacciatore. Il servizio. I club service rinnovano i loro vertici. Lo ha fatto ieri sera il Rotary Club di Agrigento, nominando Filippo Napoli nuovo presidente. Subentra ad Alfonso Lozzito, che assume la carica di past president. Del nuovo direttivo fanno poi parte il segretario Salvatore Lagaipa, Angelo Vita, tesoriere, Iana Simpanen, prefetto, segretario esecutivo Salvatore Alaimo. Il past president Alfonso Lozzito, dopo aver illustrato le innumerevoli e significative attività svolte che hanno riscosso un grande consenso coinvolgendo i soci e gli ospiti convenuti, ha passato il collare al presidente Filippo Napoli, che ha illustrato i temi del programma che vedono le 7 aree di intervento del Rotary International al centro dei progetti dell'anno. È intervenuta concludendo la serata Cinzia D'Amico, assistente del governatore distrettuale Sergio Malizia. E altro passaggio della campana per il Lions Club Licata, che ha nominato il nuovo presidente. È Dario Gaglio, sindaco di Camastra e al vertice del Gal Sicilia, che subentra a Lavinia Cacciatore. All'evento hanno preso parte numerose autorità leonistiche e civili, tra cui il presidente del club di Malta. Durante la cerimonia, il neo presidente ha presentato lo staff che lo accompagnerà nel suo mandato: segretario Angela Licitra, tesoriere Marco Zimmile, cerimoniera Tania Cacciatore. Nel suo emozionante discorso di insediamento, Gaglio ha espresso gratitudine verso la presidente uscente. Ha poi aggiunto: grazie per la fiducia che avete riposto in me, è un dono prezioso che mi sprona a dare il meglio. Essere chiamato a rappresentarvi è un onore che mi commuove e mi investe di una profonda responsabilità. Il Lions Club Licata si prepara così ad affrontare un nuovo anno all'insegna della solidarietà, del servizio e della condivisione. Nel corso della serata sono stati conferiti i Melvin Jones ad alcuni membri del club. Quando vola un palloncino è stata questa l'iniziativa organizzata dall'Associazione Culturale Una Nuova Agorà, presieduta da Maria Grazia Brandara, in ricordo di Ilenia Bonanno, a 2 anni dal femminicidio avvenuto a Fontanelle di Agrigento. Di servizio. Quando vola un palloncino è il titolo di un contest per le scuole della città che si svolgerà il 2 ottobre prossimo. L'iniziativa è stata lanciata ieri dalle pagine social dell'Associazione Culturale Una Nuova Agorà, presieduta da Maria Grazia Brandara.
Un evento contro la violenza sulle donne che verrà finalizzato a ricordare Ilenia Bonanno, mamma e vittima di femminicidio uccisa 2 anni fa ad Agrigento nel popoloso quartiere di Fontanelle dal marito, suicidatosi pure lui. La donna sarebbe stata soffocata con un cuscino dopo essere stata aggredita brutalmente dal suo sposo, il 47enne Daniele Gallo Cassarino, che si è poi tolto la vita. Come non ricordare il dolce sorriso di Ilenia, afferma la presidente Brandara. Ma da dove nasce il concorso? Ilenia aveva promesso alla sua Sara che l'avrebbe accompagnata ad un concerto di Vasco Rossi. Il destino crudele non lo ha permesso. L'agrigentina Glenda Amico, amica di Ilenia, ha voluto realizzare la promessa della mamma uccisa accompagnando Sara insieme alle sue figlie al concerto. Un palloncino bianco che altri avevano lanciato finì tra le mani di Sara, che con un pennarello scrisse «Mamma, siamo da Vasco». Da qui l'idea del contest premio alla migliore frase «Scrivi con i tuoi compagni di classe un palloncino con un pensiero contro la violenza sulle donne». Una proposta certamente singolare, quella di Agorà, che accenderà i fari su una vicenda che ha sconvolto l'opinione pubblica cittadina. Assistenza potenziata negli uffici domani, martedì 8 luglio, apertura pomeridiana straordinaria per gli uffici territoriali delle agenzie delle entrate in Sicilia per offrire un'assistenza dedicata ai cittadini che necessitano di supporto per consultare, eventualmente integrare e inviare la propria dichiarazione dei redditi precompilata. Il servizio è disponibile su appuntamento, basta collegarsi alla pagina di prenotazione del sito dell'Agenzia delle Entrate, selezionare la voce dichiarazione precompilata e scegliere l'orario. L'iniziativa è rivolta ai contribuenti non professionali con l'obiettivo di offrire un servizio sempre più accessibile e personalizzato. Gli orari di apertura per la giornata sono riportati nel sito dell'Agenzia delle Entrate alla sezione avvisi. Presentato oggi a Palermo presso la Sala Lavitrano del Palazzo Arcivescovile il 401esimo festino in onore di Santa Rosalia, patrona di Palermo. Tema quest'anno è la bellezza, che sarà declinata attraverso un racconto inedito su Rosalia che si snoderà in 5 tappe e avvolgerà il Cassaro in un racconto fatto di musica, canti e luci. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. Sarà la bellezza il tema del 401esimo festino di Santa Rosalia. È stato annunciato questa mattina nel corso della conferenza stampa congiunta che si è tenuta presso la Sala Lavitrano del Palazzo Arcivescovile di Palermo. A presiederla l'arcivescovo Corrado Lorefice e il sindaco Roberto Lagalla. Credo che il primo messaggio che non dobbiamo dimenticare di Rosalia è che non ci può essere bellezza nella città se ognuno non ritrova dentro la ricerca del bello. Credo che oggi il messaggio sia quello di ritornare a dare spessore alle nostre coscienze umane, tutti. Ognuno per quella che è la responsabilità che ha all'interno della città. Ma il messaggio più vero credo che sia questo. A tutti Rosalia dice: non possiamo avere una città bella se tutti non ci rimettiamo in rotta nella ricerca del bello, e per questo ci vuole una grande coscienza, una coscienza civile. E per me credo che il messaggio di quest'anno sia proprio questo, uno scuotere le coscienze. Rosalia è una bella donna che contribuisce a rendere bella la città, la libera dal male, ma perché lei resta bella dentro. Questo è il grande messaggio e la sfida che ci fa Rosalia. C'è una continuità esattamente tra il 400esimo e il 401esimo, che non a caso abbiamo voluto chiamare 400+1, esattamente come c'è un raccordo fortissimo tra il 1624 e il 1625. L'anno del ritrovamento delle ossa, l'anno della speranza, della invocazione, 1625 l'anno del ringraziamento, e quindi di una bellezza che si riafferma e che vale per la peste, ma vale per ogni disvalore di ogni epoca. La parola chiave è la visibilità. Avendo vissuto tantissimi festini da bambino, da spettatore,
e quindi tra le gambe di mia madre, con grande difficoltà nel poter vedere gli spettacoli. L'obiettivo che ci siamo dati è quello di provare a essere più democratici possibili e quindi a offrire più spettacolo possibile da qualsiasi posizione si mette il pubblico, e quindi avremo dei grandissimi piani scenici, delle grandissime proiezioni. I numeri ve li darò in conferenza stampa, ma avremo 1 milione di lumen, 7.000 metri quadri di proiezioni, oltre 500 corpi illuminanti, e quindi l'obiettivo è quello di regalare il più possibile spettacolo ai palermitani. E questo è tutto per l'edizione di oggi di TV Notizie. Ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.